Come faccio quella bella americana che faccio tutto te? Ma ti devo pagare tanto. Ma tu mi dicessi che stavi bene? Ti devi salutare. Niente, no. Ma come conoscete, ci viene sempre, che facevano sempre tavola, tavolino, sartù, lasagne, capretti. E non capretti ce l'hai assai. Ma che non è venuta, Naturalmente non lo fa. Quali sono quelli che fanno i loro vicini? Ci vedo che tu lo parla, come dici tu, la macchina. A che? L'automobile, c'è una carina. Chi se l'ha capito niente? Anche una passione. no, perché stavo con per fare. Poi tiene una cucciarella, che ne sa, ce ne 500, ne 600, ma una tavolina. No, ma non ti colori di un mezzotto. Sì, anche se mamma proprio perché con questo numero non ce l'ha bene. Buongiorno! Come ti chiamate? Buoni. Come stai, Mario? Come stai qui in te, Mario? Io mangio coscienza! Noi tutti mangio! Come siete? Lascia partire. Che era offende! Dove adesso me la mazzucco? Io cerchiamo di non aver trovato! Capito? Lascia tu, guarda la mano. Visto, lasciate perdere, non ci pensate, non tenete mano da parlare. Che puzzolente! Io, Martina! La dove? Mi lascia qua! Vieni, mentre che ho la candela! Come cavolo capisci tu? Anzi, vuole laggiù. Ma è normale! No! È normale! No, piscisce! Piscina! Madame! Piscina! Come si vede con piscina? Capito? Non so nemmeno capire! Ah, vai, scusa. Ecco qua! Parlare piscina! Dimmi, cosa può Basta, fare? io devo parlare con te! Non ci parla, non vuol dire, vai. Grandissima discussione! Tu grande! Io sto parlando. Che devo fare senza pasta? Faccia! Prego. E se un po' bambini a bambinare? Ah, sì. Lui hai camminato lunghissimo marciapiede. Io ho fatto molto sporcaccione. Io a casa prendo sporcaccione. Sì, ma guarda da chi mi ha colpato, raga. Non so quanto si rubare l'amore. Veramente, la pandemia di questo, ma ci sono loro, tuo qua ci mangio tutto finito. C'è di un essere. Io ho imparato tutto da lui. Lui ha spiegato a me molti parole in napoletano. Io oggi mi tieni come due simpatiche e disguagliatone. Bambina. Ma Ma che ne mezzogiorno? Vista, aspettate un momento. Che smontrano cosa lì. Vista, voi capite proprio tutto del nostro Parlamento. Sì, proprio vero. E spiegatemi una cosa. Con Maddalena marito è tornata riccia. O è tornata Bravo. per tornare più paziente? Guarda, mamma.
una basta. E mi pure. Ah, c'è. Ma perché non è chi? Mamma mia, proprio povero fratello, ma tu stai come un guaiano. Vabbè, sciasciare da salute, ci andiamo a fare una passeggiata. Su, grazie, grandissimo scoraggiato. Cosa stai dicendo? Geloso? No, sono me essere geloso. Sono un grande cornuzza. Che scritta? Sicuramente sarebbe stato tu che non viene non si paga. Ci andiamo a fare una certa, l'acqua sarà corretta, ti dice fermo. Vabbè, comunque mi vado a fare una passeggiata. E il pranzo, tu a fare tutti i figli, lo sai. Coccolini, andiamo, salute. Basta, smettiamo con queste buffonate. Io non voglio niente più. Ci rinuncio. No, signore, basta. State sì. Ci rinuncio. Anzi, devo qualcosa a voi. Se mi lasciate la casa che mi casa. Quando volete. Dica, parla. Basta. Cavaliere, non possiamo accettare. Cavaliere, non possiamo accettare perché come ha detto mia cognata, noi teniamo una dignità. Ma quale dignità? Che le vanno per i soldi miei. E ma faccio fare il cielo tu, cavaliere. Ma guarda un po', qua. Ma secondo te si mani sono mani marroni? Ma non sai quanta panna hanno lavato, hanno cucciuti e hanno stilato settimane. E guarda che sta dica, guarda. Che si sono mani marroni. Qui quando mi ha lavato storto c'è stato un po'. E ma guarda il mani mia, cavaliere. Non sai quando mi ha fatto di pure hanno spalato settimane. Ma fammi vedere, cavaliere. Fammi vedere, mani. Guarda come sono belli profumati. Quando fa questa mano? Hanno stivato, hanno spremuto la nave raggio. Cavaliere, mio fratello non è cavaliere come me, ma io ci ho buttato un tesoro importante. Non mi è buttato, ci sei buttato. Un tesoro importante assai. Non mi è buttato, ci sei cash. O cuore in frate, la soffro con te, ecco. Cavaliere, comunque sapete che c'è venuto? Oggi è casa nostra. Mandateci un sequestro e buona parola. Già vi abbiamo dato troppa confidenza. L'udienza è finita. Ma perché io non sono venuto per le visite alle case. Costretto da quella santa donna di mia moglie, per la testa malata di mio figlio. Io sono venuto oggi per chiedere la mano di vostra figlia Angelina. Sì, di fronte alla consultazione di mio figlio e all'insistenza di mia moglie, mio malgrado, ho ceduto. Mia Maria, passiamo una troppo grande. Una gioia, una felicità, Cavaliere, la vostra domanda ci giunge un po' inaspettata. Noi potremmo anche accettare. anche accettare. Non magari si vuole consigliare prima. Non ho niente da consigliare. Non devi accettare, vieni, no. Una diceva alla vez. Ma non te lo vuoi importanza, no, devi rifiutare. No, non se lo cambi, mi piace. Guarda, che tu ci vedi? No. Mi ricordo che un signore sta aspettando. Un momento, cavaliere, io sono qua dentro. Cavaliere, una sola domanda ti voglio fare. Ma voi, a vostra dov'è? Belli papà, non si deve. No, non lo ricordate. 2 milioni soltanto. Cavaliere, con tutti i soldi valenti. Sali. Ti do 2 milioni a un appartamento. Uno solo, uno. Tu non hai proprietà che ti puoi un solo appartamento. Cavaliere, per piacere, sali. Senti, non esagerare, perché io ho accettato sì, ma è bene che sappiate che l'ho fatto con grande dolore, perché mia moglie ha trovato una tasca di quel pazzo. Questa. Cavaliere,